Spumante Italia 2021, siamo qui con Gianluca Cittadini della cantina La Montina di Franciacorta, quindi spumantizzazione per metodo classico per eccellenza in Italia. Diciamo di sì, per eccellenza, in particolare per la Montina da 35 anni nel mondo Franciacorta, quindi prima che nascesse la DOCG, che è più recente, insomma, quindi famiglia di viticoltori ben radicata nel territorio. Siamo a Monticelli Brusati, quindi siamo nella parte più nord-est della Franciacorta, e anche se lavoriamo con vigneti sparsi in 9 comuni della Franciacorta. Quindi una realtà storica che però è anche una realtà che oggi arriva ad affermarsi in maniera abbastanza importante sul mercato. Senti, e il paradigma spumante di qualità uguale Franciacorta è un paradigma che vi sentite molto vicino e presente? O... Questa è una domanda subdola, Emanuele, Però, però l'accetto, in particolare parlando, insomma, oltre che del territorio, che sicuramente ha saputo affermarsi a livello di immagine e di comunicazione e di corrispettiva qualità come punta di eccellenza nella spumantistica italiana. Parlo anche per la Montina, ecco, in particolare. Come dicevo, un'azienda storica che è cresciuta nel tempo e che oggi è riconosciuta nelle zone dove il Franciacorta, appunto, soprattutto trova le proprie basi, la propria distribuzione, per la propria riconoscibilità in maniera importante. senti, La Montina, lo stile di casa, qual è lo stile, qual è l'elemento che contraddistingue gli spumanti della Montina dagli altri Franciacorta, se c'è un elemento? Ma ce ne sono più di uno, in particolare la tipicità del territorio, quindi la riconoscibilità del territorio di Franciacorta e dei varietali utilizzati, quindi per noi in prevalenza Chardonnay e Pinot Nero, e i varietali appunto della Franciacorta, quindi una nota tipica. E un'altra caratteristica dell'azienda è il non aver fretta di correre sul mercato e quindi di far maturare i vini con gli affinamenti adeguati. Ok, qui in particolare abbiamo, che cosa abbiamo? Cosa ci fai assaggiare oggi? Qui oggi abbiamo il nostro Extra Brut, Extra quindi Brut. parliamo di Dosaggio bassissimo. dosaggio bassissimo, parliamo di 4 grammi litro, Ok. e parliamo di 2 uvaggi, per cui parliamo di un 75% di Chardonnay e un 25% di Pinot Nero. Eleganza e potenza, come insegnano in Esatto. tutti i corsi sommelier, per questo non ti puoi sbagliare. Eleganza, potenza, ma anche la freschezza, devo Ma anche la dire, freschezza. perché questo vino, appunto, che comunque fa da disciplinare 18 mesi sui lieviti, per noi ne fa almeno 24, ma come dicevo non abbiamo fretta di correre, quindi andiamo anche su affinamenti più lunghi, e esprime anche molta freschezza, molta vivacità nel bicchiere. Ok, quindi questo è lo spumante, che, o meglio il Franciacorta, per l'amor di Dio, non chiamiamoli spumanti generici, il Franciacorta che tu consiglieresti per quale momento? Allora, è molto trasversale, diciamo che è il Franciacorta che si adatta al momento aperitivo, un po' come un classico della bollicina e del Franciacorta in particolare, ma è un Franciacorta che per la sua vivacità, per la sua nota anche verde, si abbina molto bene ai crudi di pesce. Ai crudi di pesce? Esattamente. E quindi qua siamo sul lago di Garda, Siamo... stasera lo sperimentiamo. Anche se il pesce di lago crudo inizia a essere un pochettino impegnativo. Però ci sono però ristoranti di pesce, assolutamente esatto. d'accordo. Allora non ci resta che assaggiarlo a questo Esatto. punto. Salute. A te.